Quando si lavora a coste a volte l'avvio stringe. Per rimediare si può avviare le maglie con ferri leggermente più grossi. Negli avvii che richiedono una lunga coda, come quello alla nordica che sto facendo adesso, o alla bulgara o ritorto alla tedesca, usare una coda doppia o fare l'avvio tubolare. L'avvio tubolare è ottimo per le coste, ma a molti crea difficoltà. Faccio vedere l'avvio simil tubolare con il filo provvisorio. Possiamo avviare le maglie con il filo provvisorio con l'uncinetto, come ho fatto vedere in altri due video, metto il link sotto a questo, o direttamente con i ferri. Il filo provvisorio farà da coda e lo metto sul pollice vicino a me e sull'indice va il filo principale. Questi due capi li posso legare, ma anche no. E con il normalissimo avvio alla nordica avvio la metà delle maglie. Il fatto di avviarne solo la metà mi facilita il lavoro in questa fase e nelle rifiniture dei colli lavorate dall'alto in basso le fa aderire meglio. Quindi avvio la metà delle maglie. Questo filo provvisorio rimane in fondo e dopo andrà sfilato o tagliato. Ho avviato 15 maglie, ho usato 2 ferri accostati, così quando uno lo tiro via queste maglie mi rimangono allungate. Giro il lavoro e trovo dall'altra parte queste barrette che posso anche andare a tirare leggermente, così le maglie si accorciano, le maglie che ho sul ferro, e le barrette si accentuano, il che mi facilita il lavoro dopo. Con l'occasione le posso anche contare, ma dico già che saranno una in meno rispetto alle maglie che ho sul ferro. Poi faccio 3 ferri a maglia rasata, e cioè un ferro a diritto, uno a rovescio e uno a diritto. Ho fatto 3 ferri e mi trovo sul rovescio del lavoro. Se ho bisogno di un numero di maglie dispari, comincio direttamente da questa maglia. Se mi serve un numero pari, piego il bordo, metto sul ferro questa codina e la lavoro a diritto, e la maglia successiva andrà lavorata a rovescio. Poniamo che non mi serva, allora la prima maglia in circolare la lavoro a rovescio. Se lavoro ai ferri dritti andando avanti e indietro, la lavoro come la maglia di vivagno che ho programmato. Per esempio nel mio vivagno a catenella la prima maglia la devo passare e la passo, piego questo mini telino e trovo la barretta in fondo. Questa barretta la metto sul ferro e la lavoro a diritto. La maglia che è già sul ferro a rovescio. La barretta successiva la metto sul ferro e la lavoro a diritto e poi a rovescio. A seconda di come metto su le barrette le lavoro in modo da non ritorcerle. Per esempio adesso mi si presenta così e la lavoro prendendola da dietro, e la maglia successiva già sul ferro a rovescio. Se per esempio tirassi questa barretta sul ferro in questo modo, prendendola come da dietro, allora per lavorarla a diritto non ritorto dovrei prenderla così. Insomma, a seconda di come uno lavora, di come la prende,
bisogna fare attenzione a non ritorcere le maglie. E così per tutto il ferro lavoro la maglia che ho sul ferro a rovescio e la barretta a diritto. Se volessi passare direttamente alla costa inglese, allora lavoro come nella costa inglese. Questa maglia la devo passare facendola precedere da un gettato, quindi faccio il gettato, passo questa maglia e la barretta che metto su la lavoro a diritto. Faccio gettato, passo questa maglia che si presenta a rovescio come nella classica costa inglese e la maglia che tiro su dal fondo a diritto. Gettato, passo e la barretta a diritto. Chi lavora ai ferri circolari, fatto questo lavoro, può continuare chiudendo semplicemente in cerchio e dopo, a lavori finiti, userà la codina per chiudere in cerchio, stringere e magari dare 2 punti che fanno pareggiare i bordi. Qua finisco con la maglia di vivagno e a questo punto ho sui ferri l'alternanza delle maglie rovesce e le maglie diritte con eventualmente i gettati se lavoro a costa inglese e d'ora in poi procedo normalmente. Per esempio qua ho la costa inglese e continuo a fare il gettato, la maglia passata e poi lavoro il gettato e la maglia passata del ferro precedente insieme, come richiede la costa inglese vera, diciamo, non quella semplificata che si fa con le maglie doppie. E laddove avrò la costa normale lavorerò semplicemente un diritto, un rovescio. Ecco qua ho un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto e così via. Lavorato per un po', possiamo sfilare il filo provvisorio tirandolo via in questo modo. Se diventa troppo lungo e quindi scomodo da tirare via, possiamo anche tagliarlo facendo attenzione a non tagliare il filo principale e sfilarlo a piccole porzioni. Ed ecco il nostro bordo d'avvio che non stringe e assomiglia al tubolare. È interessante notare come è diversa la costa inglese rispetto alla 1 a 1. Ho usato circa la metà delle maglie per ciascuna. Ho chiuso le maglie con le semplici accavallate, ma se in una sciarpa vogliamo la chiusura identica all'avvio, chiudiamo con l'ago. Sotto al video metto sempre il relativo link.